Ciao a tutti e benvenuti a 5 News, la classifica che vi racconta le 5 notizie più cliccate della settimana su QDP News. Al quinto posto la notizia arriva da Cison di Valmarino, dove un immigrante tornato al paese nativo ha trovato nella sua abitazione i segni evidenti di un'occupazione da parte di estranei. Al quarto posto troviamo il tamponamento più singolare della settimana. Un'auto frena ed è un ciclista a tamponarla. Succede a Pieve di Solivo, in piazza Vittorio Emanuele II, davanti agli occhi di tutti i presenti. Al terzo posto delle notizie più cliccate della settimana c'è un altro spaventoso incidente accaduto nello scorso weekend che ha visto coinvolta una trentenne ancora in gravi condizioni. Non conosce sosta il bollettino dei furti nel quartiere del Piave. A Pieve di Solivo, infatti, i ladri più golosi del nostro territorio hanno svuotato la cassa della pasticceria Ceschini. La notizia più cliccata della settimana arriva da Cison di Valmarino. 540 atleti per 40 km di corsa sotto una pioggia battente. Al trail del Gevero, Luca Miori batte Ivan Geronaccio.